È l'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, gruppo di Bassano, che ha installato 5 nuove arnie su una zona panoramica. Passione ma anche desiderio di salvaguardare la sopravvivenza del pianeta. Finalmente anche Bassano, città amica delle api, ha finalmente il suo apiario didattico, quindi un apiario a disposizione per le visite e per le spiegazioni ai bassanesi e anche ai turisti. Questo grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale, l'assessore Viero e il consigliere Schirato, che hanno seguito il progetto e che hanno reso gratuitamente all'associazione questa area che è stata recuperata e disboscata, e hanno anche finanziato questo progetto. Ecco, vedete le nostre belle arnie giallo-rosse con i colori di Bassano, e stiamo approntando i lavori primaverili di partenza delle api. Il progetto è quello di portare le scolaresche in visita all'apiario, come è accaduto a Vicenza, con il coinvolgimento in 2 anni di oltre 1200 studenti in visita. Abbiamo pensato che i bambini coloreranno la loro ape e ci scriveranno dietro il loro nome, e il sasso verrà numerato e verrà inserito nell'arnia. Nell'arnia resterà lì qualche mese, qualche periodo, e assorbirà tutti gli odori benefici dell'arnia, il propoli, il miele. Riceverà il suo sasso e ce lo terrà in camera propria con tutti gli odori dell'arnia. E per voi che siete di Rete Veneta, che siete stati così sensibili a questo progetto, inauguriamo il primo sasso del Brenta, sasso delle api, con il nome di Rete Veneta, e sarà il primo sasso che sarà inserito nella nostra arnia. Il sasso ambasciatore.